Chi se sosa mattina sa busco carlina, chi se sosa giorna sa buscano cuorna. Ecco, il detto napoletano ci invita a svegliarci presto la mattina, ma soprattutto il detto napoletano cita una moneta di 700-800 anni fa, il carlino, una moneta emessa in epoca angioina, e i primi carlini furono emessi infatti ovviamente da Carlo I d'Angiò, e prima di Carlo d'Angiò ovviamente c'erano state le monete emesse da Federico II di Svevia. Lui in particolare è ricordato per il tarì, che ancora oggi rimane, perché il Tarì è il nome di un centro orafo in provincia di Caserta. E poi arrivano gli aragonesi, i quali conierranno monete nuove, conieranno il coronato, il cavallo, ma soprattutto conieranno il turnese, o turnese napolitano, il tornese, che viene dalla città di Tours in Francia, moneta che noi conosciamo benissimo grazie alla canzone di Salvatore Di Giacomo, I Spingolo francesi, in cui la donna dice: quanta spingola marai per un turnese? In realtà lì c'è un sottile gioco di parole, perché in epoca, nell'Ottocento, dire a una bella donna mi dai un tornese per favore significava anche dire dammi un bacio. Il tornese era una moneta di rame e somigliava proprio alla bocca rossa, carnosa di una bella donna. Ma d'altronde qui, proprio nei quartieri spagnoli, a Montesanto, ecco, c'è ancora oggi Vico Tre Tornesi. Sì, Vico Tre Tornesi, perché lì c'erano i bruculari, quando il Vomero era il paese dei bruccoli, dei friarielli, che arrivavano a Napoli e pagavano un dazio di 3 tornesi per entrare in città. Il sottomultiplo dei tornesi era il cavallo, che i napoletani trasformano in callo, tant'è vero che, ecco, per 3 calli di sale si perde la minestra, quindi per un'inezia hai fatto perdere la minestra. Oppure piazza 8 calli, che era l'importo del dazio, gli 8 cavalli che bisognava pagare per entrare in città. E anche la dinastia Borbone di Napoli, da Carlo III a Francesco II, quindi dal 1734 fino al 1861, adotteranno il tornese e il cavallo. A cavallo si fa turnese, insomma poco alla volta si raggiungono gli obiettivi. Ma che vai turnesian? Quello che va sempre in giro a cercare denaro dappertutto. E dopo l'unità d'Italia arriva naturalmente la lira, dal 1861 fino al 2002, quando poi arriverà all'euro. Anche la lira aveva dei sottomultipli o sord, era una moneta da 5 centesimi, ci volevano quindi 20 sord per parare una lira, ma a Napoli c'era un detto che diceva: a noi ci mancano sempre 19 sord per parare la lira. La lira viene citata in tanti, voglio citare proprio 2 esempi del teatro e del cinema napoletano, le 2 banconote più famose. Quella del teatro, la 100 lire di Filumena Marturano, il monologo, e chi se lo dimentica, quello in cui dice Dummi, i figli non sopavano, e gliela butta in faccia. Ecco, quella lì, la 100 lire che gli lasciava. Ma l'altra moneta che noi ricordiamo benissimo è la moneta di un film famosissimo, La banda degli onesti, Totò, Peppino De Filippo e Giacomo Furia. Loro tenteranno di riprodurre la 10.000 lire, quella di Dante Alighieri. Io sono un collezionista, questo è un esemplare originale. Quella di Cardone, insomma la 10.000 lire. L'intimo non vi rode, quello lì era. Bene, in lingua napoletana ci sono tanti detti legati al denaro, io ne adoro 2, una è il denaro fanno venire a vista e cicata, e senza denaro non si cantano messe. Ma i miei ricordi di infanzia sono legati a un detto di mio padre. Quando gli chiedevo una cosa di soldi, una cosa sord, abbastanza significativa, a 15 anni volevo la chitarra, gli chiesi 30.000 lire, 30.000 lire, lui mi rispose, mettila in terra e vire si camminano. Io non ho mai capito il significato di questo modo di dire, lo chiedo a voi ascoltatori. Che significa? Mettila in terra e vire si camminano.